Soltanto l'autopsia che la Procura della Repubblica di Verona con tutta probabilità disporrà in queste ore potrà chiarire con quanti fendenti abbia inferito sulla madre il 52enne Andrea Recchia, arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la madre, grazie a Rizzardi, 80 anni. L'arma è stata recuperata in casa e posta sotto sequestro. Stando alle informazioni fin qui emerse, l'anziana soffriva di Alzheimer ed era proprio il figlio a occuparsene. Laureato in architettura a Venezia nel 2004, pittore, anche tra i vicini di casa, in via Boccioni, a Borgo Venezia, piazzava i suoi quadri, i suoi dipinti. In alcuni casi li aveva regalati. L'uomo ha ucciso la madre forse dopo una lite. Sarebbero state infatti avvertite delle urla prima che il dramma si consumasse. Recchia ha quindi telefonato a un'amica a cui ha confessato quello che aveva appena fatto. La donna ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo per la pensionata non c'era più nulla da fare. In questura il 52enne ha fatto le prime ammissioni. Quanto al movente del delitto, resta da accertare se possa essere collegato al progressivo aggravamento delle condizioni dell'anziana mamma. I due, hanno riferito i residenti della palazzina in cui abitavano, risultavano persone semplici e ben educate, riservate nel loro modo di vivere, unite tra loro, col figlio che accudiva la madre, la accompagnava a fare la spesa. L'udienza di convalida dell'arresto potrebbe svolgersi già lunedì. Se deciderà di parlare davanti al giudice, il 52enne potrà ricostruire nei dettagli quello che è accaduto la notte precedente e la mattina stessa del delitto.